5 marzo alle 15:30 ci sarà l'udienza di presentazione della città di Treviso, avremo 30 minuti per raccontare chi siamo, cosa vogliamo fare e quali sono le nostre caratteristiche, poi ci saranno altri 30 minuti di question time, stiamo preparando la squadra. Inizia il conto alla rovescia per la presentazione a Roma del dossier della cultura, appuntamento in cui Treviso sarà chiamata a proporre ad una commissione la sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026. Nel dossier progetti che passano dalla valorizzazione delle ricchezze del nostro territorio e arrivano all'arte del teatro. Ne è un esempio la rassegna Donna Duse, Eleonora nostra contemporanea, pensata per il centenario della scomparsa della diva. Questa programmazione incarna un po' quelle che sono anche le caratteristiche del nostro dossier per la Capitale della Cultura, quindi un dossier che parla di un territorio e questo programma si sviluppa su più città, ma soprattutto un dossier che vuole suscitare delle riflessioni, come per esempio attraverso Eleonora Duse si parla di parità di genere. Abbiamo pensato a un progetto che coinvolgesse il numero più grande di istituzioni culturali, perché la Duse, oltre che essere veneta, è una grande icona italiana nel mondo. Faremo lavorare molto le compagnie del territorio e poi invece metteremo in campo i nostri palcoscenici. Siamo sul palcoscenico di Treviso, Treviso che si candida a essere capitale della cultura e speriamo di essere utili a questa loro avventura. Programma biennale di eventi che partirà da aprile 2024 e si concluderà a ridosso dell'estate 2025. Un percorso itinerante nel Veneto realizzato dal Teatro Stabile in collaborazione con la Regione, Arte Vene e Fondazione Cini. Il Veneto quindi diventerà nuovamente la casa di Duse, legata a doppio filo a questo territorio, sia per il suo legame con la terra in cui è cresciuta, sia per la volontà di essere sepolta ad Asolo. Valorizziamo la figura di una donna che ha saputo precorrere i tempi su tematiche come quelle della capacità della donna di essere protagonista nell'attività artistica, capace appunto di sviluppare temi che sono ancora molto attuali come quelli della parità di genere e della capacità di essere una società pienamente inclusiva.